Vogliamo aprire la Bibbia. Nel Nuovo Testamento, in Matteo, dal capitolo 15, Matteo capitolo 15, dal verso 21 fino al verso 28, probabilmente riusciremo a proiettare i versi, gloria a Dio. Appena trovato vi invito ad alzarvi in piedi per onorare la parola di Dio. Matteo capitolo 15 dal verso 21. Riusciamo a proiettarli? No. Beh, intanto inizio a leggere, poi nel frattempo, se si aggiusta, va bene. Dio sia lodato, inizio la lettura. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano, dicendo: mandala via, perché ci grida dietro. Ma egli rispose: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e gli si prostrò davanti, dicendo: Signore, aiutami. Gesù rispose: non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse: e dici bene, Signore. Eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quel momento sua figlia fu guarita. Amen. Accomodatevi pure, gloria al Signore. Alleluia, che bello sentirsi dire: grande è la tua fede. E sentisselo dire da Gesù, che guarda alla fede. Gesù va in un territorio particolare dove c'erano nemici degli ebrei. In questo territorio di Tiro e di Sidone c'erano nemici, erano territori storicamente ostili, sempre in guerra. Ma anche in questo territorio il Signore non rinuncia ad andare, perché dove c'è un bisogno il Signore vuole essere lì. E ringraziamo il Signore perché in ogni bisogno scopriamo che Egli c'è. Amen. Amen. Alleluia. C'era una donna cananea di quei luoghi, avrà saputo che lì c'era Gesù. La fama di Gesù era giunta anche in quei luoghi ostili. E si mise a gridare: abbi pietà di me. Immaginiamo questa scena. Questa donna giunge, esce fuori: abbi pietà di me, Signore. E poi lo chiama anche figlio di Davide. Alleluia. Gesù è il Signore. Amen. E giustamente veniva chiamato anche figlio di Davide, perché discendeva dalla stirpe del re Davide, non solo nella genealogia, ma era quella promessa che Dio aveva fatto a Davide. Alleluia. Una promessa fatta a questo re che aveva un cuore secondo quello di Dio. Non era un uomo perfetto,
ma la scrittura ci dice aveva un cuore secondo quello di Dio. La promessa era questa: non mancherà mai qualcuno della tua famiglia che regni su Israele. Amen. E Gesù è ancora oggi il Re dei Re. Non solo il Re di Israele regna nella sua Chiesa, regna nel suo popolo, e possiamo dire regna nella mia vita e nella tua vita. Lui è il Re dei Re, Signore dei Signori, Figlio di Davide. Questa donna riconosce in Gesù il Messia, il Figlio di Dio. Alleluia! E già nell'andare a Gesù, nel chiamarlo, nel gridare a Lui, già manifesta la sua fede. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Questo è il suo bisogno. Alleluia. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Non c'erano medicine che potessero aiutare quella bambina. E ancora oggi, quando il nemico si impossessa delle menti e dei cuori delle persone, non ci sono medicine che possono essere un rimedio. L'unico rimedio è e rimane sempre Gesù Cristo che libera. Amen. Ma leggiamo a questa richiesta, a questo grido, a questa manifestazione di fede anche, Gesù non risponde parola, non gli dà alcuna risposta. Voglio invitarvi a riflettere. Ma quante volte ci sembra che Dio non ci risponde? È vero o no, Alvaro? Prego, prego, prego. Solo silenzio. In questo caso Gesù, proprio troviamo scritto, non gli risponde. Ma io dico anche un'altra cosa. Quando Dio non risponde c'è sempre un motivo. Se hai avuto fede, continua ad avere fede. Se ti sembra che non ti stia rispondendo, c'è un motivo. Amen? E c'era un motivo anche per quella donna. Persino i discepoli gli dicono a Gesù: Maestro, mandala via, perché ci grida dietro. Quella donna aveva bisogno e nessuno si curava di lei. Gesù sta in silenzio. È tragica questa scena, vero? Più sei nel bisogno, si dice un proverbio amaro chi è nel bisogno, no? Un proverbio. Persino i discepoli: mandala via, maestro. Ma Gesù risponde, e risponde ai suoi discepoli insegnandogli qualcosa di meraviglioso. Oh, io sono stato mandato per queste pecore perdute. Perché mi dite mandala via? Il Signore sa quello che fa sempre. Amen. Se stai in silenzio, è scritto sappilo aspettare. Se tarda, sappilo aspettare, per certo arriverà. Alleluia. A volte sembra che tarda, però poi ti accorgi che egli arriva sempre puntuale. Nella mia vita non è mai stato in ritardo. Però quando mi trovo nel bisogno, nel problema, mi sembra che stia ritardando, perché non riesco a vedere oltre. Perché sto silenzio? A noi ci sembra che il Signore stia in silenzio, no? Il Signore sta combattendo per noi.
Il Signore sta vegliando su di te, gloria a Dio. Ancora questa donna non rinuncia, ma continua sempre a parlare con Gesù, a chiedergli, questa volta prostrandosi, con una bellissima preghiera: Signore, aiutami. Oh. Mi state capendo? Quante volte gettiamo la spugna dopo il silenzio alle nostre preghiere? Basta, niente, neanche il Signore mi ascolta. Non gettare mai la spugna. Finché il Signore non ti abbia dato una risposta, rimani lì. Amen. 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 Se il Signore ti dice no, buono, accettiamo la sua volontà. Amen. Te lo dice chiaramente no. Ma se ancora il Signore non ti ha dato una risposta, io ti dico, stai sempre lì. Alleluia. Amen. Amen. Non rinunciare, non tornare indietro, Amen. ma stai lì ai piedi del Signore, Alleluia. chiedendogli: Signore, aiutami. Alleluia. Questa volta Gesù gli risponde. Perché il silenzio di Dio non dura per sempre. C'è un momento che il Signore stabilisce di stare in silenzio, forse di non darti alcuna risposta, ma poi risponde il Signore. E la sua risposta è una risposta dura. Qual è la risposta? Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. È dura questa risposta. È vero, quella donna non era ebrea, era cananea. Gli ebrei, figli di Dio. Come dire, prima di te sono i miei figli. Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. In confronto ai miei figli tu sei un cagnolino. È dura questa risposta. E quanti ce ne saremmo andati? E quando avremmo detto: ma guarda questo, oh, così mi tratta. Non dire no, che è così, guarda. Forse l'avrei fatto anch'io. Ma come? Tutto il mio bisogno, sto piangendo e sono un cagnolino per te. Però quando c'è il bisogno e c'è la fede, ti fa agire diversamente. Questa donna risponde a Gesù così: dici bene, Signore. Amen? Amen. Il Signore dice sempre qualcosa di buono. Dici bene, Signore. E vogliamo riconoscere che il Signore dice sempre qualcosa di buono, anche se a noi non piace. Se lo ha detto il Signore, dici bene, Signore, è vero. Eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola del loro padrone. Che bella questa risposta. Signore, è vero. Ma anche i cagnolini hanno bisogno di qualcosa da mangiare. Forse non come quanto i padroni, ma anche qualche briciola abbiamo bisogno, no? Il Signore non dà briciole, fratelli. Siete d'accordo? Il Signore dà cibo a sazietà. Amen. E questa mattina il Signore non ci sta dando delle briciole, ma grazia su grazia. Amen. Amen. A questa dichiarazione, a questa risposta di questa donna, Gesù la onora davanti a tutti. Donna, grande è la tua fede. Ecco cosa ha portato il silenzio iniziale di Gesù. A far emergere la fede che c'era in questa donna. Il Signore sa sempre quello che fa. E anche se il suo silenzio ha sempre uno scopo.
Tutto quello che fa il Signore produce del bene per noi, anche il suo silenzio. Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. Ti sia fatto come vuoi. Amen. Amen. E questa mattina vogliamo mettere in pratica la nostra fede. Alleluia. Se stai chiedendo qualcosa al Signore, rimani lì in aspettativa. Non so dirti quando, ma posso garantirti che il Signore ascolta la tua preghiera. Amen. Gloria a Dio. Intanto la tua richiesta, la tua domanda è salita in cielo. Poi spetterà al Signore fare come Egli crede di fare. Amen. In questo caso dichiara a quella donna: ti sia fatto come vuoi. Vuoi che tua figlia sia libera? In quel momento sua figlia fu guarita. Gloria a Dio. Come buono il Signore. Noi vorremmo che il Signore si comportasse secondo i nostri schemi e secondo il nostro modo di concepire le cose, vederle e comprenderle. Non è così. Già Egli si è calato facendosi uomo, ma ci invita ad alzarci, ad alzarci per mezzo dello Spirito e giungere fino a Lui. È per mezzo dello Spirito che lo comprenderemo, non con la nostra ragione umana. Con la tua intelligenza non riuscirai mai a comprendere il Signore. Ma la tua intelligenza, insieme alla fede e allo Spirito di Dio, ti porterà lì a comprendere i misteri di Dio. E per la fede non potrai che dire: Amen, Signore. Io starò qui al mio posto. Io continuerò a pregarti, Signore. Ancora non mi ha risposto, ma io continuerò a bussarti, Signore, finché non mi aprirai. Amen? Amen. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi.